Perché? Questo settembre. Vida mia, torna presa per in terra, torna presa per in terra. Desgrana già sa guerra, contra presa per potenzia, e comincia sa potenzia, in su popolo a mancare, in su popolo a mancare. Ma verso di la mia, procura per moderare, procura per moderare. Che stanza in mente, contra me ho visto fuoco, mirate chi non è gioco, chissà cosa andate per, chissà cosa andate per. Mirate chissà era cinetta temporale, gente non si sa mai, mi sfurta le gioche via, mi sfurta le gioche via. Egoismo, guerra, guerra senza invasores, giusto spira con minores, es preciso umiliare, es preciso umiliare. Ma esa tirannia procura de moderare, procura de moderare. Si non cambi via con su con segno del suo vino, con del suo filatino, ma questa donna che se ne vinci, di qualina che se ne quando sono pentimento, quando si deve su, è preciso venturare, è preciso venturare. Ma essa tirannia procura de moderare, procura de moderare. Prova. Siamo in ocche in questo monumento che hanno dedicato a sul morto in guerra, in cale guerra, tutta guerra d'espansione, l'Italia ha perpetuato per cercare di ricollire anche lo territorio non apparteniano, che si scusa dell'unità d'Italia, ha fatto la guerra dell'indipendenza, che però inizia la guerra d'espansione. La prima guerra è stata male, la perdita, la prima guerra dell'indipendenza, e quindi non battà più nessuna espansione e nessuna annessione. Siamo che può onorare sia se sono morti in trincea, frate nostro, frate sardo, mannato carne da macello, come designato in italiano, pezza de masello, come designato in sardo, a combattere in trincea, e non noi schiano manco chi è il suo nemico. Li narraiano solo che il suo nemico che ti quatto in pala di questa trincea e che tocca di sparare e andare contro questa trincea che chi è tornaia fin dai secoli, se no non veniva fucilato dai carabinieri o dai altri militari, che l'ordine schireziana dai su generale Cadorna non vagliata in scampo delle sono tipi, cioè o morivano che venivano trapassato dai balla disparata dai austriaco, oppure morivano che in trapassato dai balla italiana dell'esercito o del carabinieri. Beh, nessuno gli ha fatto onore. Per usare la paraula che usata Paolo Pillonca in Fontanabrisca
ai danni del sol morto del Sposida, in questo caso era che si chiede per fare che lutto morto del Sposida, e no che abbiamo noi, li facciamo il lutto noi, a sol morto di sai guerra, l'espansione italiana, che non viene ne mancamentato, si ammentano solo che sono morti in trincea, ma tutto questo che sono stato invece morto, sparato, decimato uno su predecche che hanno cadorna che riammantiene questa disciplina, questa truppa italiana si è tacchiata, contagliata e uno su predecche e ne ha fusilato, che ne parte ne sorte, cioè non ha fatto nulla e ne ha punito la truppa, ne ha punito però un rubato che è indipendente da chi è poi venuta fusilato. Ma siamo se no che pure può onorare chi ha tapito sul coraggio per disertare, per non si prestare a questa guerra di aggressione, a questa guerra di espansione, a questa guerra di annessione fatta dal Stato italiano, prima dal suo esercito regio, sempre prima Regno di Sardegna e poi verso il 1861 Regno d'Italia, che in un golpe l'hanno trasformato dal Regno di Sardegna in Regno d'Italia. E quanto sono questo morto? Beh, guardate, noi abbiamo fatto una circa, abbiamo fatto, e battapito, più poi batto 1 milione di militari mobilitati, ciascun anno sono stata da battumista e 28. E questo è il battumista e 28, hanno eseguito, cioè praticamente fusilato, 750. E a questo hanno aggiunto questo che sono stato condannato che nel processo esecuzioni sommarie che si narrano in italiano che cadorna ordinariata sul ufficiale e lo scostringiata dal facere con a chi mantenere la truppa disciplinata e pronta a fannare praticamente a diventare carne da macello attaccare a suo nemico. E questo quindi sono nate lo strecchento che binnata. E a questo dobbiamo aggiungere regalo, che sono stato al morto dopo decimazione, questo schifo nominare prima, che sono stato fusilato solo con una punizione a suo battaglione, che magari va a capito una mancanza da parte del suo battaglione veniva riunito e uno su predecche e lo fusilaiano per mostrare che chi è noi stata questa disciplina praticamente non ha scappo. Ma i soldati dell'esercito, come è successo? Beh, l'assieme dell'esercito americano in un esercito americano nessuno è stato fusilato né pro decimazione né pro diserzione, cioè nessuno è proprio nessuno. L'esercito francese è meta similare all'esercito italiano, però la percentuale di morto è stata e di fusilato è stata meta più bassa. Solo francese hanno mobilitato questa guerra in 8 milioni di militari e la guerra poi è durata 7 mesi in più. Bene, la condanna sono stata al 2015 e sono eseguita l'eschento schimbanta, quindi in particolare l'esercito regio Namulgai che pratica questa decimazione e poi l'esecuzione immediata del solo disertore. Ma queremos aumentare pure la guerra che sono stata fatta da Italia. Non tanta questa guerra, ma tutto canta d'espansione. E il duro riassunto che abbiamo impresso, che è chiaro, questa è una commemorazione, la queremos aumentare. 1848-49, prima guerra di indipendenza, chi però di indipendenza non ha nulla che ha intenzione di colire una parte del suo territorio a intro del suo regno. Stanno, abbiamo già negato il regno di Sardegna, che 48-49, re di Sardegna e noi galo re d'Italia. Persa la guerra contro l'Austria, nessuna annessione.
La seconda guerra l'è scominciata sul 1859, del anno dopo, la prima guerra di indipendenza, e praticamente l'ha vinta, che ha prima italiata, l'Austria, poi ha tradito e risposta contro l'Austria, e nella vinta è stata annessa la Lombardia, esclusa Mantova, che è stata annessa al Regno di Sardegna, che è l'armistizio di Villafranca. Quindi la seconda guerra di indipendenza, una guerra di espansione. Poi sul 1860, subito dopo la prima guerra, bisogna stato sul plebiscito, però si annettere diverso sbagliata Granducato, Ducato di Parma, la legazioni pontificie, Romagna, parte delle Marche, Umbria e così via. Bene, in occasione è stato fatto sul plebiscito, così lo annettere. E come è fatto questo plebiscito? Sbagliata due urnas e due schede. In una scheda abbiate scritto sì e in una scheda abbiate scritto no. Quindi sul cittadino che partecipa sul plebiscito devi applicare in scheda adesso sì o adesso no e la depositare in urna adesso sì o adesso no, in cara è tutto praticamente, cioè nessuna segretezza del voto, che poi viene assistere a questa votazione plebiscitaria, viene sono carabinieri di chi appena uno piccasse scheda adesso no e veniva subito in qualche maniera o arrestato oppure poi gli acchian cosa, gli acchian a pressione, eccetera, eccetera. Poi c'è stato Marche Umbria, è stato pontificio, su quesito iti, far parte della monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele II, sì o no? Su quesito di Toscana e provincia dell'Emilia, iti, annessione al Regno di Sardegna o regno separato, sì o no, cioè poteva votare per il regno separato o per l'annessione, ma sempre che sulla stessa maniera. Poi Veneto e Mantova, annessione al Regno d'Italia, sì o no? Poi Roma e Lazio, annessione al Regno d'Italia, sì o no? Ma la cosa Peusu è stata atta in Regno delle Due Sicilie, dopo che Garibaldi, che sono mercenario suo, lei ha conquistata e quindi ha chiamato il Regno delle Due Sicilie a portare a sa stessa maniera in due schede, una sì e una no, e due urne separate, una sì e una no. E naturalmente questa solita pressione da parte del suo militare e del suo carabinieri in. Ma andiamo appunto, questo usiamo sul 1860, impresa dei Mille, il Regno delle Due Sicilie, cioè scritto un altro regno, uguale e preciso a questo scritto Regno di Sardegna, che nel 1860, sul 61 diventa il Regno d'Italia, cioè praticamente sul Regno di Sardegna è stata a conquistare e a smantellare un altro Stato, cioè il Regno delle Due Sicilie che è un Stato indipendente, quindi un re proprio e quindi una vera e propria guerra di espansione. Poi abbiamo il 1866, siamo già in Regno d'Italia, terza guerra di indipendenza con la pace di Vienna, finché Collini, Veneto e la provincia di Mantova, un'altra annessione quindi al suo Regno d'Italia in questo caso. 1870, presa di Roma, cioè un altro Stato, lo Stato pontificio, veniva conquistato e annesso, cioè un territorio praticamente veniva in espansione del suo Stato o Regno d'Italia. 1920, dopo la Prima Guerra Mondiale, trattato di pace, eccetera, eccetera, finché annette Trentino Alto Adige, la Venezia Giulia, l'Istria e le città di Trieste, Gorizia e Zara, che venne annessa poi per espansione. Ma il suo periodo poi dell'impero, il suo periodo quindi fascista, bisogna stato poi il tentativo di trasformare il suo regno in impero praticamente, dare
la forma di impero ha stato italiano, che stanno indicando un regno. Eritrea, 1882, una guerra che è cominciata qui in annessione del supporto di Assad e poi è spartinato gradualmente con tutto l'Eritrea. Poi Somalia, 1889, poi Libia, Tripolitania e Cirenaica, 1911-1912, poi Etiopia, annessa dopo la guerra d'Etiopia 1935-1936. Poi Albania, invasa e annessa sul 1939, cioè praticamente una guerra di annessione dopo Satera. E naturalmente in tutta questa guerra di annessione, Baiata, frate nostre sardo, che hanno mannato a combattere. E canto i salviti a noi, ma non mettiamolo, perché sono rientrato da Abissinia, in cui usavano sul gas. E chi la iana poi, che lo spiega iana poi fino a violentare dal femina, chi la iana questo soldato sardo, lo crastato, cioè lo sevira iana, che hanno lo sacchiana prigionieri, proprio per vendetta, pro su danno che hanno fatto e pro su disonore che hanno fatto in questo loco. Bene, noi pensiamo che siete ora di recuperare la storia e di che l'onore viene da chi è i salguerras e il morto che ne vi chiede il mancannare che ha state le cose di curare in domo sua, in sua famiglia e così via. Fatto un libro scritto che Zio Billette che hanno in trincea, scrivete in questo libro, non pensaiata contemporaneamente a sa trincea e a sa famiglia. Cattimiata chi sul terrore che vede in trincea si sarebbe mischiato e era bollussato la vita in famiglia. Cioè non lo pensaia manco pari. Cioè evitaiate a pensare in questo momento a sa trincea e a sa famiglia. Se paraiate lo due spessamento, proprio un po', non lo scherzo, manco mischiare le due cose manco in su pensare, insomma, manco in conca, pensando al canto di terroroso, a vedere frate suo, a vedere lo schizon partito schinisse, morto, girare morto, e che hanno colaiati sa strincea già de notte, che hanno a connere lo stubo di dinamite sutta del suo spinato, contaiata che colaiati sa strincea e che fungaiata sospedere il suo scorpo del soldato morto in decomposizione e non comprimia tasini mortos austriacos o ini mortos il solo. Questo è il terrore della guerra. In questa maniera, in questo mondo sono stato col fratello nostro sono mandato a morire. Ecco, quindi noi siamo noi, no? Che qualche modo che non se ne perda l'onore, non se ne perda sammento, crasi no che cioè crasa, questi crasa su patro hanno venire a fare la celebrazione intanto di inno italiano naturalmente e a narrare che questo sono morto possa patria, ma questo non schiera manco in tessa patria, perché la patria solo è che giucuile, la isla nella casa è stato mandato a morire non comprendevano manco poi deviano andare a bucchiere per l'austriaco. Su metro del paragone e del ragionamento di questo, io hanno a bucchiere uno che mi ha fatto cosa, un nemico, ma questo perché sono stati la trincea, e te non hanno fatto a noi, e se sfera il solo non hanno subito nessun danno, e quindi noi nemico sono nemico in impalas invece, che si tornano in dai secoli, loro così la iana, e l'hanno compreso dopo. Metà tardo e dai cui poi è scherghirato su fronte e chi ha fatto nascere poi il partito sardo di azione battapito da una compressione di un popolo battapito pro fortuna e riuscita a comprendere che va qualche cosa che non funziona grazie pure a Emilio Lusso che magari ha poi sbagliato e non ha compreso quale rivoluzione
fin nascita in questa trincea. Beh, quindi mi virmo in ocche e naro che noi facciamo onore, abbiamo suonato lo silenzio, che pensiamo il silenzio, fuori ordinanza, ma vi nascosto in ordinanza, che importanza è oramai uno simbolo internazionale di onore a chi sono morti in guerra, vi nascene le guerre e vi mannato semplicemente a attacco, pensate a battaglia del Solferino, tutto questa guerra che bisogna stare in numero, mannaiano all'attacco, che non ha nessuna possibilità di scampare, che una mitragliatrice indannante di chi sparaiata e l'ho messaiata proprio, che ne pietate per uno. Bene, abbiamo terminato, passo la parola a Carcassa, Ivan. Grazie Bustiano. Allora, inizio in italiano per spiegare perché, magari tutti qua non tutti capiscono, perché siamo qua il 2 novembre, perché fra 2 giorni, qua il 4 novembre, si onorano i morti con un falso storico però, cioè che sono morti per la patria italiana, per difendere la patria italiana. È falso, questo è un falso storico. Sono morti perché l'Italia ha dichiarato guerra all'Austria, quindi sono morti per attaccare l'Austria, una terra che non avevano mai visto e forse manco avevano mai sentito parlare dell'Austria. Punto molto po' de badasa. Quindi perché questo poi tocca a gettare a terra questo simbolo, questi simboli italiani che ogni volta ammesturano tutto, ci sta tutto. Per esempio il simbolo italiano della toponomastica, l'altro giorno, un paio di giorni fa, la via Regina Margherita di Bonarcado, il sindaco aveva chiesto che venisse tolta quella via dedicata alla regina. Ecco, la prefettura si è opposta e ha vinto l'altro giorno, quel simbolo non si può togliere, quella targa non si può togliere, ma il sindaco rappresenta la popolazione, il prefetto chi rappresenta? Quindi sono simboli che vanno decostruiti. Il simbolo del 4 novembre è falso, è chiaramente falso, quindi mentre l'Italia da una parte attacca i simboli sardi, si incantano, permettono di costruire un impianto fotovoltaico, a Saccargia il repowering dell'eolico, ecco, quindi dobbiamo iniziare anche a decostruire i simboli italiani. Poi tra l'altro l'Italia mistura da tutto il Mesu, da una parte difende il Savoia, dall'altra festeggia la festa della Repubblica, da una parte cerca di appropriarsi dei simboli sardi, cioè dei giganti di Montibramma che sono stati dichiarati patrimonio italiano, e poi dall'altra cercano di distruggere il nostro patrimonio. L'Italia è piena di contraddizioni, è piena della sua narrazione, ingloba tutto. Come diceva Piero Gobetti, l'Italia è il fascismo, non è un incidente della storia come diceva Benedetto Croce, ma è l'autobiografia di una nazione. Cioè il fascismo non è quello che abbiamo visto ieri su queste strade di Cagliari, il fascismo nero, è il fascismo tricolore che ingloba tutto. Il fascismo nasce anticlericale, poi diventa confessionale con i patti lateranensi, quindi mischia tutto quanto e cerca di reimpastare tutto in una chiave nazionalistica italiana. Questo per dire che rimettiamo le cose a posto. I sardi nella prima guerra mondiale sono morti per gruppa dell'Italia, non per difendere l'Italia ma per attaccare l'Austria. Questo dobbiamo mettercelo chiaro in testa e va smontata questa narrazione. Noi fra 2 giorni li vedremo qua con tanto di divise, stellette, è un circo Massimo, è un circo, infatti la festeggiano il 4 novembre sempre a Roma nel circo Massimo. È un circo a stellette, marcette, tricolori, rivoltante. Dobbiamo ribaltare questa narrazione. Saluti a tutti. Recordado en estas ocasiones hay que servir su sangre dei sardi. Non va a schiarisce che sul 1861 Antonio
nazioni di punti diventa la penisola italiana e altre che diventa fuori della penisola italiana, come in Arauso Regno delle Due Sicilie, Regno di Sardegna, che però incidentalmente era passato per il Granducato di Savoia, che in quel contesto diventa appunto regnante nel Regno di Sardegna. Tutto questo appunto avviene e si conferma nel 1861 che tutti quanti noi siamo italiani. Non è vero, non è vero. Quando comincia i sardi, o causa sardi nelle montagne dei Saltici o del Carso, o le varie trincee che vengono create sulle montagne italiane del nord Italia, cioè questi hanno appena, come dire, poche decine d'anni di italianità, quindi il loro sangue e i loro corpi sono, come dire, assegnati alla sepoltura in quelle parti della nord delle Alpi, insomma. Quindi quando parliamo di commemorare i sardi, commemorare i soldati sardi, ma anche quelli che poi si rifiutarono, furono disertori, io credo che noi dobbiamo pensare che questi hanno combattuto per la Sardegna, non conoscevano l'Italia non esisteva. Quindi io penso che dobbiamo tornare a quei valori, dobbiamo tornare al concetto che la Sardegna non ha bisogno di essere chiamata, di essere, definita regione, ma la Sardegna va riportato la sua vera essenza, che è nazione, in quanto è portatrice di storia plurimillenaria, di lingua e di tutto il resto che riguarda appunto la cultura sarda. Allora certo torniamo a questi valori quando ricordiamo i nostri morti per la libertà dell'Italia, non per la libertà dei sardi, perché noi la libertà ancora non ce l'abbiamo, tanto lo dimostra il fatto che la Sardegna ancora oggi viene utilizzata come colonia, e lo ha detto bene anche Ivan Monni poco fa. E noi stiamo pagando lo scotto di questa nostra colonizzazione sarda con le servitù militari, con tutto il resto, le servitù anche industriali. Non dimentichiamo il perché furono in Sardegna portate tutta la parte industriale che poi si è dissolta, no? Ma quella parte venne in Sardegna perché in Sardegna ci fu il grande finanziamento del piano di rinascita sardo. Quindi certo c'è tutto un insieme di questioni che confermano ancora oggi, quindi andiamo dalle servitù militari all'industrializzazione forzata, agli aspetti legati alla ulteriore industrializzazione, creare della Sardegna un'industria a 360 gradi con la transizione energetica. Quindi l'occupazione e la sostituzione di terre fertili con terre destinate all'agrofotovoltaico, che indurrà i sardi a dipendere totalmente dalle derrate alimentari
che arriveranno dal continente. In questo senso l'onore, ripeto, l'onore torna ai nostri soldati che purtroppo avevano combattuto e avevano versato il loro sangue per uno Stato che non era assolutamente adeguato a quello Stato. Quindi lascio ad altri, se vogliono intervenire, il racconto e la narrazione su questa giornata che, ripeto, tra due giorni verrà rioccupato dalle armate italiane qui di fronte, che festeggeranno ancora una volta l'ipocrisia del sistema italiano. Grazie. Posso ricordare mio nonno? Vorrei ricordare mio nonno, Puoi farlo. che è morto nella guerra 15-18, è morto in ospedale da campo di Spagnola. Vicino al microfono. Adesso è sepolto a Padova in una chiesa con 4.000 sassanini. Si chiama Luigi Ferrai come me. Castellaio? Lui era alzanese. Bene, onore ai sì. Onore all'Italia. L'Italia. Chi è morto per l'Italia? Per l'Italia? Va bene, dai. La sorpresa. Ok, grazie. Bene, como que picamos la corona de honores, la corona de honores a saltare, che si è statuato un morso morto in guerra, e sul domicilio, preparato, a quinta colonna d'onore e barone la tirannia, l'inno nazionale d'arte. Onore a tutti il morto la guerra dell'espansione sacra. A sottoscritto da morto in trincea, a sol disertores, fucilato e a sol decimato che ne gurba e ne sorte non ha fatto nulla, ma solo un mantenimento simbolico di disciplina. Che furono assai inveniente sempre cartier prima della celebrazione ufficiale, anche necessario, che tutto il mondo non viene morto. Profittare e non dare insegnare. Ivan, l'Italia ha attaccato, l'Austria ha attaccato
già il regno delle due Sicilie, atto guerra all'espansione e ammannato già sente a muovere Croissa. Bene. Grazie di buon debutto. No, sulla roba no. Vuole fotografare, No, poi c'è banda, aspetta. Ecco, come?